Buongiorno a tutti, eccoci qua in questo bellissimo parco di Villa Giglioli, dove era la sede comunale di Ficarolo, e siamo qui con tantissime persone per questa giornata di pulizia organizzata da Plastic Free con il patrocinio del comune di Ficarolo e con il contributo della Proloco, di Antea, Savis, Aido, Croce Blu di Gaiba e anche l'ANC, l'Associazione Volontari Carabinieri. Lascio la parola per un benvenuto a tutti al sindaco Fabiano Pigaiani. Grazie Paolo, una giornata stupenda, baciati dal sole, in una giornata in cui la cosa primaria è quella di ripulire il nostro fiume Po. Grazie a questa iniziativa dettata da Plastic Free e dove il comune di Ficarolo praticamente ha spalancato le porte a questo appuntamento. Tantissima gente, tantissimi giovani, ma soprattutto bambini con i loro genitori che partecipano a questa giornata ambientale di pulizia del nostro fiume. Oggi la giornata è un po' prima del mare, quindi ripuliamo anche gli argini del nostro comune di Ficarolo. Grazie Fabiano, passo la parola a Laura Cestari che rappresenta la Regione Veneto oggi qui a Ficarolo, che è stata con noi sulle sponde a raccogliere, non è la prima volta, ma sentiamo da lei cosa la spinge a venire sempre con noi di Plastic Free. Grazie Paolo, sì, ormai sono brandizzata Plastic Free, però insomma ero volontaria e continuo ad essere anche volontaria a Proloco, quindi comunque il volontariato fa parte della mia vita. Oggi mi unisco al sindaco, insomma, dicendo che è una giornata stupenda, baciati dal sole, soprattutto una giornata di ripresa, perché finalmente riusciamo ad essere tutti insieme, quindi uniti nella nostra comunità e uniti per il nostro ambiente. Naturalmente porto i saluti della Regione Veneto, del Presidente Luca Zaia, che ha postato tra l'altro su Facebook l'avvenimento di oggi, quindi è con noi virtualmente, ma è con noi. Ricordo 48 comuni che hanno partecipato a questa iniziativa e 16 soltanto nella Regione Veneto, quindi assolutamente un successo. Come non essere unita in questa lotta contro la plastica, contro l'inquinamento, quindi assolutamente questo è il motivo principale che mi fa essere qui oggi in altri avvenimenti di Plastic Free. Un successo oggi, ma vedo tanta partecipazione, quindi andiamo avanti così, vuol dire che stiamo facendo bene. Avanti tutta e un buon proseguimento a tutti. Ripasso la parola a te Paolo. Grazie Laura, ho il piacere anche di lasciare la parola ora al Presidente della Commissione Ambiente e Territorio della Camera dei Deputati, l'onorevole Alessia Rotta. Grazie e complimenti intanto per l'organizzazione, per la partecipazione di questa iniziativa, complimenti a Plastic Free, naturalmente al Comune di Ficarolo per la partecipazione non da oggi e per tutte le associazioni che arricchiscono questa giornata. Io credo che riusciremo questa sfida della transizione ecologica green, di cui sentiamo tanto parlare, della sostenibilità, solo se non saranno da solo le istituzioni, non saranno solo le istituzioni e le imprese, ma saranno i cittadini. Quella di oggi quindi è un'iniziativa non solo simbolica, è un'iniziativa pratica, perché tutti noi dobbiamo essere contaminati dallo stesso spirito. Allora capire, andare a vedere di persona quanti e quali percorso fa sporcando il nostro fiume, le nostre risorse naturali, la plastica e non solo i rifiuti, questo è molto importante perché sensibilizza, perché a nostra volta poi riporteremo il messaggio. Io penso anche che dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la prima volta, forse in maniera inedita, con tante risorse, è anche finanziato quello che è un patrimonio preziosissimo, voi ce l'avete qui, che è il Po. Ebbene, sul Delta del Po un investimento straordinario e inedito, perché lo diciamo sempre che il Polesine è la nostra Camargue e però non viene mai valorizzato altrettanto. È uno dei 14 siti che a livello nazionale sono considerati grandi attrattori naturali e culturali e turistici, cioè per dire che nella regione Veneto, che è ricchissima e che è visitatissima di turisti, dopo la Biennale arriva il Polesine e quindi il Po. Penso sia importante e oggi siamo qui a testimoniare appunto di essere tutti noi custodi di un patrimonio che non è replicabile. Quindi grazie ancora a Plastic Free. Grazie onorevole, e ringrazio ancora tutti, ma soprattutto voglio ringraziare tutti i volontari che sono stati qui oggi, maestre che sono venute con i bimbi, abbiamo gente che è venuta da Bolzano, da Pescara, da Vicenza, da Verona,
ma voglio fare anche un saluto particolare alla startup Blue Ecoline, che qui è rappresentata da Olimpia, a cui cedo la parola per raccontarci come mai sono qui a Ficarolo e che cosa hanno presentato oggi. Allora, buongiorno a tutti, io come diceva sono la rappresentante di Blue Ecoline e abbiamo installato 4 telecamere sul ponte, proprio sul Po, per andare ad analizzare quelli che sono tutti i rifiuti plastici e non, come dicevano, che passano attraverso i nostri fiumi. Proprio perché l'80% dei rifiuti che troviamo in mare in realtà provengono dai fiumi ed è importante arrivare ad agire proprio su questi per prevenire quello che poi sono i disastri ambientali di cui tutti noi siamo a conoscenza. Quindi una prima sperimentazione unica a livello europeo, quindi in modo del tutto automatizzato effettuiamo questa analisi, ma si spera sia un primo passo che insieme alle istituzioni e a tutti i volontari ci permetta di realizzare anche uno studio a livello nazionale di quali sono i fiumi che maggiormente inquinano quelli che sono i mari, proprio per andare ad agire su questi e migliorare il nostro ambiente e la nostra comunità. Quindi ringrazio dell'opportunità e ripasso la parola a Paolo. Grazie di nuovo, grazie a tutti. E concludo dicendo che è stata una giornata stupenda. Abbiamo raccolto, credo, orientativamente almeno 80-90 sacchi di materiale, copertoni, abbiamo trovato anche qualche ingombrante, tanichette da olio motore, tutto quello che purtroppo viene disperso lungo il fiume, ma che oggi almeno questi 80 sacchi non arriveranno più al mare. Quindi li abbiamo fermati prima, come dice proprio lo slogan di questa giornata, un po' prima del mare. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Io continuo a ringraziare nuovamente tutti quelli che hanno permesso questa bellissima giornata, sia come collaborazione organizzativa che come partecipazione, chi è venuto da vicino, chi è venuto da lontano. Vi invito a seguirci tutti sulle nostre pagine social Plastic Free Rovigo, Plastic Free Veneto o la pagina Plastic Free Onlus nazionale, perché ogni settimana in ogni provincia ci sono almeno 5-6 appuntamenti. Quindi tutti, quando possiamo, quando ne abbiamo la possibilità, possiamo metterci insieme e fare la nostra parte. Con o senza un grandissimo evento, non importa, l'importante è che tutti facciamo qualcosa per l'ambiente. Qui oggi abbiamo fatto una grande cosa, in altri 15 comuni del Polesine è stata fatta una grande cosa coordinata, a testimonianza appunto anche le autorità e gli ospiti autorevoli che abbiamo avuto oggi, ed è stato tutto veramente, è andato tutto bene, bellissima giornata, a presto e alle prossime iniziative. Grazie a tutti. Buongiorno, noi siamo della startup Blue Ecoline, una startup nata a fine 2018 per sviluppare soluzioni per il contrasto all'inquinamento marino da plastiche agendo sui fiumi. Abbiamo realizzato delle soluzioni per estrarre la plastica dai corsi d'acqua in maniera automatica e portarla direttamente al piano stradale. Ma oggi siamo qui a Ficarolo proprio per presentare un sistema che sarà in grado di riuscire ad identificare i rifiuti flottanti che scorrono all'interno dei fiumi tramite delle centraline di monitoraggio che sfruttano dei sistemi basati su intelligenza artificiale. Abbiamo quindi in collaborazione di Plastic Free installato 2 centraline con 4 telecamere e effettueremo il monitoraggio del Po per un periodo di 30 giorni circa, in modo tale da riuscire a tirare fuori delle stime che quantifichino il trasporto di rifiuti plastici flottanti portati da questo importantissimo corso d'acqua a livello italiano. Conoscere proprio per arrivare alla fonte del problema e riuscire ad agire. Sicuramente ci sono delle influenze sulla plastica che già conosciamo, su perché si riversa nei fiumi, come può essere la presenza di un centro abitato,
piuttosto che altri fattori urbanistici, però ci sono sicuramente tante altre attività che vanno a creare della plastica e cui ancora non siamo a conoscenza, quindi studiare il problema per poi trovare insieme alla nostra comunità una soluzione per agire. Grazie.